L'incidente mortale è accaduto qui, in questo lembo di regionale 11 nel comune di Veggiano. Stava svoltando verso via Lissaro la Golf condotta da un 35enne che ha investito Christian Stevanato, 53 anni, che viaggiava in sella al suo scooter. Un impatto che non gli ha lasciato scampo, avvenuto verso le 21:45 di venerdì. Sono ancora ben visibili sull'asfalto i segni dell'incidente, lo scooter sul quale viaggiava il 53enne vittima Christian Stevanato stava arrivando da Padova ed era praticamente quasi arrivato a casa a investirlo una Golf che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Immediati sono scattati i soccorsi. I sanitari del SUEM 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne. Sotto shock il conducente dell'auto, che ai presenti avrebbe ripetuto di non aver visto arrivare lo scooter. Sull'incidente indagano i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. I mezzi sono stati sequestrati. Il corpo del 53enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con l'accusa di omicidio colposo stradale potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati il 35enne, la guida della Golf. Christian Stevanato, nato a Milano, stava probabilmente rientrando nell'appartamento d'Arlesiga di Mestrino dove si era trasferito 4 anni fa. Una persona riservata, raccontano i vicini, che con lui scambiavano un buongiorno, un buonasera. Il terzo grave incidente in 2 giorni sulle strade della provincia di Padova. A Borgoricco, giovedì sera, l'addio alla giovane vita di Eleonora Bigon, morta a 22 anni, dopo aver brillantemente sostenuto il suo ultimo esame allo IUAV di Venezia.